Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Io mi chiamo Hildegarda, per quanti non mi conoscessero, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo e astrologia, quindi sono ovviamente ormai diversi anni che mi occupo appunto di queste discipline e che ho messo le mie conoscenze a servizio delle persone che necessitassero, avessero bisogno del mio contributo. Ricordo a tutti che sono presente in modo gratuito il lunedì e il venerdì alle 21:15 e in privato per consulti professionali a pagamento 20 € 45 minuti su appuntamento. Quindi se decidete o volete un consulto con la sottoscritta o iniziare un percorso per migliorare la vostra vita o per apprendere le sibille, per apprendere gli arcani maggiori o la radionica e la radiestesia, ricordatevi appunto che è possibile farlo. Molti mi chiedono in privato se tengo corsi. Io non faccio corsi di gruppo, quindi seguo persone uguali. Credo infatti che il rapporto debba essere curato in questo modo e che ciascuna persona abbia delle potenzialità proprie che deve quindi rafforzare e sviluppare. Inutile, secondo me, visto che è già pieno di corsi così, dove in poche ore, in pochi giorni concentrano un sacco di informazioni, ma poi manca il modo di fare come dire, una serie di esercitazioni oppure di interfacciarsi con l'insegnante. Io ecco, questo, visto che è già pieno di situazioni del genere, lo lascio ad altre persone, mentre appunto, come vi dicevo, preferisco, mi piace moltissimo, tra l'altro lo faccio veramente con passione, di seguire le persone in modo individuale. Quindi tenetelo a mente e tenetelo a mente appunto, come vi dicevo, anche nel caso in cui desideriate un consulto, quindi 20 € 45 minuti su prenotazione, come vi ho detto. Allora, prima di cominciare a rispondere vi ricordo alcune cose. In primis che per formulare la domanda dovrete inserire il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, deve essere una e deve essere un po' articolata, nel senso, facciamo un esempio, sono single da tanto tempo, vorrei sapere se riesco a incontrare una persona affidabile, valida o cosa mi riserva il mio futuro sentimentale. Ecco, nome e data di nascita a posto. Quindi questo è il modo giusto di non sprecare un'opportunità. Se la domanda non è interessante o se avete già posto una domanda in passato, dalla regia non la fanno passare. Quindi mi raccomando, vi ricordo che prediligiamo domande complete e soprattutto persone che ancora non hanno avuto una risposta in pubblico, quindi durante una diretta gratuita. Bene, detto questo, ricordo anche che una volta che avrete posto la domanda e doveste essere selezionati, confermate di essere presenti. Se non siete presenti si passa alla persona successiva o alla prossima domanda. Pertanto so che magari in alcuni momenti vi annoia ascoltare determinate cose, ma considerate che le dirette sono anche un momento in cui io mi presento a persone nuove. Pertanto, visto che ottenete o ricevete una domanda gratuita, lo scambio che vi viene chiesto è questa, la partecipazione e l'ascolto, anche perché magari vi torna utile sapere che il Marietto e la sottoscritta ci occupiamo non solo di consulti, ma anche fattivamente di darvi una mano a sbloccare e migliorare la vostra vita. Il Marietto è molto forte per esempio con la radionica, con la radiestesia e anche con le sibille, con la ritualistica, quindi entrambi siamo in grado di mettere al vostro servizio quelle che sono le nostre conoscenze che provengono dalla nostra tradizione. Quindi, detto questo, vi ricordo appunto che trovate i nostri riferimenti, ma anche le tantissime cose che abbiamo distribuito in modo completamente gratuito, disinteressato, quindi proprio credendo in quello che facciamo, nel nostro sito. Il sito si chiama www.ilcapitano.altervista.org. Andate a visitare il sito perché nelle varie sezioni trovate sempre del materiale gratuito da poter scaricare e da poter applicare fin da subito.
sito. C'è poi una sezione in particolare dedicata ai circuiti radionici, PDF radionici c'è scritto, e in questa sezione potete scaricare del materiale che fin da subito potete applicare per migliorare, sbloccare alcune situazioni della vostra vita, oppure anche solo lavorare per esempio sui corpi sottili o su determinate forme di riequilibrio. Quindi sono corredate tutte le dispense da alcune spiegazioni, gli approfondimenti vengono, come dire, presentati nei nostri canali YouTube, quindi sappiate che di pari passo al sito trovate informazioni e spiegazioni anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano, che si chiama proprio Marietto Veneziano, e sul mio canale YouTube che si chiama Hildegarda. Nelle raccolte, nelle varie playlist ci sono appunto numerosi video di condivisione, approfondimento, in alcuni casi anche dei rituali, quindi se amate queste discipline andate pure e cercate e attingete a piene mani. Vi ricordo che però che se avete dei dubbi su quello che vedete nei video, su quello che leggete nelle dispense, o curiosità, domande, non chiamateci in privato se non intendete fare un consulto professionale, perché tutto quello che era nelle nostre possibilità di distribuire e donare gratuitamente è stato fatto, quindi il nostro tempo è prezioso quanto il vostro. Se desiderate, a questo punto fate poi un percorso come si deve, altrimenti materiale ce n'è, studiate, nessuno, anzi vi incentiviamo assolutamente a farlo. Più persone felici ci sono nel mondo, più persone realizzate, serene, in equilibrio ci sono nel mondo e più beneficiamo tutti. Quindi io ho solo di che guadagnarne se state bene. Allora, detto questo, ovviamente ci sono anche nel sito i nostri servizi professionali. Uno di questi è questo talismano sefirotico, è un ciondolo molto importante per noi, appartiene alla tradizione cabalistica ed è estremamente propiziatorio per tutto quello che sono gli ambiti, ogni ambito della vita. Ogni sefira raffigurata in questo ciondolo serve a riequilibrare, armonizzare un aspetto della nostra esistenza o quantomeno a propiziarlo in modo equilibrato. Ma il ciondolo, oltre il valore che ha proprio anche solo per i nomi, le sefirot raffigurate, ha un lavoro dietro molto importante, un lavoro di programmazione che appunto arriva insieme al ciondolo. La programmazione è strutturata per proteggere la persona su ben 9 livelli di protezione diversa. Quindi faccio un esempio: la protezione da malintenzionati, oppure l'allontanamento delle persone che creano con noi o hanno creato e instaurato con noi un rapporto parassitario. Quindi immaginate quanti i livelli di protezione sono stati appunto valutati e caricati sul ciondolo. In più il ciondolo permette, proprio grazie alla sua programmazione, di riequilibrare i corpi sottili, di rilasciare le emozioni represse che possono nel tempo generare delle manifestazioni fisiche anche disarmoniche o disequilibrate. E inoltre, per concludere, per darlo più completo che si potesse, o almeno in ambito generico, comunque affinché tocchi un po' tutti gli ambiti della vita, c'è anche un piccolo talismano di Giove caricato su questo ciondolo. Quindi tra l'altro il ciondolo, che è già completo o comunque ben strutturato così, può essere ulteriormente programmato a richiesta, quindi si possono aggiungere un'infinità di programmi. Ci sono persone che nel tempo continuano ad aggiungerne perché hanno apprezzato quello che sono i contributi di questo ciondolo, e ovviamente continuano in questo modo a propiziarsi quelli che sono i loro obiettivi o quelli che sono le cose insomma che vogliono raggiungere. Ma ci occupiamo anche, come dicevo, di astrologia, ci occupiamo anche di sigilli sia salomonici che di Mosè, e di ritualistica. Ovviamente ognuna di queste cose viene sempre valutata
previo consulto, a meno che non arriviate con le idee chiare. Ilde, desidero il sigillo di Mosè per la protezione della casa, oppure Ilde, voglio il sigillo di gran fortuna. E ovviamente se arrivate già con le idee chiare, io mi metto all'opera guardando quali sono i momenti più opportuni rispetto appunto l'intervento, l'operazione ritualistica che va eseguita appunto per come dire, predisporre, preparare il talismano o il sigillo commissionato, e quindi poi vi viene inviato, già ritualizzato, consacrato appunto alla persona. Ma se non avete le idee chiare, sappiate che i sigilli sono fondamentali per il riequilibrio di condizioni astrologiche che rendono la nostra vita complessa o particolarmente provante nei vari ambiti. Quindi è comunque necessario in questo senso, e perché diano il loro massimo, che vengano individuati effettivamente quelli necessari. Bene, detto questo, direi di cominciare a dare delle risposte. Allora, qual è la prima domanda che il Marietto selezionerà? Io vedo una Patri 257 a cui non abbiamo mai risposto. Va bene, Brilla Brilla ha scelto. Buonasera Hilde, vorrei sapere se ci sarà un ritorno da parte di Guido, 28 aprile 78, io sono Isabella, 7 luglio 78. La domanda è molto precisa, quindi avete visto anche, ha messo i loro nomi e le loro date, quindi vediamo un po' per Isabella se c'è il ritorno di Guido. Allora, Isabella, mi confermi di essere qui? Perché io stavo andando, poi non vorrei fare un monologo. Per favore ti chiedo conferma, così come tutte le persone che sono collegate in questo momento. Mi raccomando, se venite selezionate, date subito conferma di essere ancora collegati, di aver retto alle mie... Benissimo, c'è Isabella. Allora, vediamo un po' se c'è il ritorno di Guido per Isabella. Allora, il taglio non è proprio, come si dice, il massimo. Provo a delucidarti un po' di quelle che sono le indicazioni di massima di questo taglio. Chiaramente ricordo sempre che anche se il taglio può essere positivo, può essere negativo a secondo dei casi, la risposta poi nelle sue sfaccettature viene data dalla stesa. Quindi Isabella, non temere, per ora le sibille al taglio ci dicono che insomma c'è in corso una valutazione, ma è anche una valutazione di chiusura, oltre che di riapertura. La carta della morte spesso parla di una fine di un ciclo che predispone ovviamente l'apertura di un nuovo ciclo. Diciamo che è ancora come se lo stesse veramente valutando, ma come se fosse più orientato a chiudere che a ritornare. Però vediamo, cioè non significa che poi... Allora, chiedo scusa, vedo di inquadrare meglio, ecco qua. Allora, Isabella, io vedo che c'è già stato un ritorno nel passato. Ora non so se è stato con Guido o magari c'è stato un altro grande ritorno nella tua vita, però dal momento che stiamo guardando con lui, diciamo che sembra che ci sia già stato un precedente ritorno, quindi un superamento anche di un momento difficile che si è coronato col ricongiungimento, ma vedi che c'è il vedovo, quindi quasi come se tutto sommato ci fosse un pentimento di averlo fatto, che forse vedendo la valutazione del taglio magari avrebbe voluto
già in quel caso chiudere. Quindi non lo so, vediamo però come altro si sviluppa. È chiaro che qui è nel passato, è un passato che ad ogni caso in ogni caso, ad ogni modo, riflette o influenza qualcosa nel presente, altrimenti il senso che possiamo dare al fatto che compaia, sarebbe nullo. Diciamo che si vede qualcosa, si vede anche la valutazione di, anche se chiude, di essere comunque collaborativo, vedi c'è la carta del domestico, quindi di preservare e mantenere un rapporto di dialogo e collaborazione. Ehm, In questa linea del presente, donna di servizio, deliranti, fedeltà nemica, potrebbe esserci qualcuno che condiziona o dice delle cose a Guido, quasi proprio per, o dare il colpo di grazia o per, ehm, apparentemente aiutarlo, ma in realtà lo confonde ulteriormente sul da farsi. Io vedo una confusione in questo senso e vedo che comunque, c'è chi si intromette. Ora, che l'intromissione sia verbale prima e poi ci sia un tentativo, no, di approcciare lui, potrebbe anche essere uno dei significati di ciò che sta avvenendo in questo momento, perché ricordo che ora dal passato siam passati alla situazione attuale e ora, nel momento presente, c'è un po' di confusione sul da farsi. Quindi non è che abbia già preso la decisione, anche se siete già lontani, anche se, chiedendomi se c'è un ritorno è chiaro che c'è stata un'andata, diciamo che ancora non è una cosa definitiva. C'è confusione sul da farsi e, attenzione, la confusione può provenire anche da qualche persona con cui lui collabora, con cui lavora, potrebbe anche essere che lui pensa di essersi preso una sbandata per qualcuno. Io non so quali siano i motivi per cui è finita fra voi, però di fatto c'è un qualcuno che sta interferendo in questo momento. Allora, qui c'è nel futuro comunque una notizia importante. Io però non vedo un ritorno vero e proprio, però non, come ti dicevo, non vedo nemmeno un non ritorno. Del resto, Gran Signore Imeneo Messaggero lasciano intendere, una conferma, un conseguimento. Attenzione, potrebbe indicare una nuova conoscenza per te, okay, e che quindi piuttosto di un ritorno di Guido possa comparire nella tua vita qualcuno di nuovo che porta grandi novità. Ma se non fosse una persona nuova, potrebbe indicare che Guido torna con delle grandi novità, ma o con delle notizie importanti. Attenzione, quando dico torna, non intendo necessariamente in un rapporto sentimentale, okay, però le sibille ci dicono che c'è una speranza nel futuro di ricostruire, un rapporto solido di fiducia, di familiarità e quindi ti dà una conferma con la conseguente sorpresa, come a dire che effettivamente potrebbero arrivare delle risposte importanti che riguardano la famiglia, che riguardano la casa, che riguardano la speranza anche di, ritornare ad essere un nucleo o a essere comunque solidi e forti e quindi la conferma. Allora, cosa c'è però nell'esito? Belvedere, militare, amatrice dispiacere. Attenta che non ci sia un segreto o un amore segreto. Quindi, può essere anche a volte il belvedere è l'arrivo di una notizia, a volte un fraintendimento. Di fatto vedo piangere e potrebbe trattarsi di una persona, di una donna del passato, okay? Bene, detto questo Isabella, passo alla prossima domanda. Vediamo un pochettino, vediamo se c'è conferma. Allora, Patti,
Scusa, Patrizia, ci sei? Confermami se sei presente, vedo che sei una persona nuova nel canale o comunque che non ricordo di averti dato una risposta. Eccoti qua, benissimo. Allora, procediamo con Patrizia, vediamo un po'. Single, 25 luglio 71. Vorrei sapere se entro l'anno incontrerò l'uomo con cui avere un rapporto d'amore vero e sincero. Bene, questa è proprio una bella domanda, formulata bene, che spiega quali sono le aspettative, quindi vediamo se entro l'anno. Considerate che normalmente una stesa guarda il prossimo periodo, guarda i mesi che verranno, ma dandogli appunto un'indicazione così precisa come un fine temporale, le sibille ovviamente danno una risposta proprio rispetto alla domanda. Per questo vi chiedo sempre di essere molto precisi. Più siete precisi voi, più sono precise le sibille a rispondere. Allora, vediamo un po' se Patrizia incontra entro l'anno l'uomo che aspetta, il tipo d'uomo che aspetta o l'uomo per sé. Oh, e beh, sì che c'è un incontro importante. Potrebbe anche essere un ritorno importante, ma attenzione, è probabilmente un qualcuno che fa parte della cerchia di amicizie, di conoscenze che hai già, del tuo entourage. Non necessariamente gli amici con cui magari ti vedi il sabato o la domenica, potrebbe trattarsi di qualcuno comunque che è nell'ambito delle tue conoscenze. Allora, vediamo. Allora, Patrizia, cominciamo con una prima linea burrascosa, quindi le sibille ci raccontano che hai avuto una forte delusione sentimentale, che c'è stata una burrascosa chiusura o la fine, diciamo potrebbe essere improvvisa o comunque di quando la goccia che fa traboccare il vaso, diciamo che c'è questa situazione di chiusura. Chiaramente con la carta della disgrazia, non è una chiusura, semplice, okay, di fatto indica comunque una persona di lontano, che appartiene a luoghi lontani rispetto il luogo dove vivi e per la quale veramente sei stata non disponibile di più, che hai fatto di tutto e di più per questa persona. Quindi c'è un passato piuttosto significativo che evidentemente in qualche misura influenza. Ora c'è una situazione dove sono interrotte delle comunicazioni, vedi che c'è lettera e prigione, sebbene ci sia, come dire, un momento, vedi la figura del dottore, quindi potrebbe indicare un uomo che magari per lavoro svolge questo di professione, ma anche la necessità di guarirti, okay, quindi in questo momento le sibille dicono che eventualmente c'è un blocco delle comunicazioni con questa persona, ma c'è anche la necessità di guarirti e quindi di non sentire niente e nessuno. È un momento di chiusura, di isolamento, forse tu senti di dover elaborare delle cose che possono essere anche importanti per te, che riguardano la tua stabilità e solidità. Dunque, in questo momento non si vede comparire qualcuno. Nel prossimo periodo nemico, artista, nemica. Qui farai attenzione perché evidentemente una persona che vai a incontrare nel prossimo periodo potrebbe avere ancora tratti narcisistici. Ti dico ancora perché l'indicazione che si vede è che sei diffidente verso questa persona. Evidentemente il modo di fare per te è una minaccia o comunque non ti piacerà, okay, c'è un qualcosa che
nonostante la persona sia estremamente affascinante, carismatica, perché l'artista normalmente è una persona veramente magnetica, no, per il suo modo di fare, per le sue conoscenze, però è una persona che è consapevole del suo proprio carisma, per questo spesso ha degli atteggiamenti anche di distacco, quindi magari sembra molto coinvolto e poi dopo si ritira. Quindi questo atteggiamento ti renderà diffidente e comunque lo valuterai come un pericolo. Attenzione pure perché potrebbe essere che lui, mh, proprio per il tipo di carattere che ha o del tipo di persona che è, magari si trascina dietro delle vecchie situazioni che possono essere di ingombro, quindi non una persona impegnata, ma nemmeno completamente disponibile. E quindi secondo me, ehm, avrai tutte le tue remore e i tuoi sospetti saranno giustificati. Infatti, è possibile che questo flirt non è che ti convinca più di tanto, c'è poi la carta dell'ammalato, quindi probabilmente ci penserai su tantissimo, prima o di lasciarti andare o di invece chiudere, perché comunque qualche aspetto potrebbe essere gratificante, Allora, se dovesse essere una persona invece, già nota, mh, potrebbe comunque indicare che, lo stesso sarai diffidente verso questa persona. Considera che fino ad ora non si vede, un qualcosa, per come lo chiedi tu, quindi un uomo con cui veramente costruire un rapporto solido, di fiducia, di sincero sentimento. Quindi per ora, anzi, l'artista spesso è uno che un po' gira le cose, no, a suo uso e consumo, ma, ripeto, mi sembra che lo sgamerai abbastanza in fretta. Vediamo un po'. Allora, nell'esito, quindi io penso che alla fine questa situazione verrà lasciata alle spalle, sia che sia una persona, sfuggente o comunque che ha creato in te tutte le forme di difesa e di diffidenza, sia che sia una persona, comunque, che per quanto sia carismatica diventa magari problematica, cioè qualcuno che abbia veramente dei fardelli propri e che rischiano di essere un po' ingombranti, in ogni caso prendi tu l'iniziativa. La carta del viaggio è una carta di intraprendenza, non è un qualcosa che si va a subire e di conseguenza anche l'eventuale flirt va a chiudersi, c'è una situazione comunque che potrebbe dire perché si va a chiudere una carta così, con una carta così. L'allegrezza al cuore generalmente indica, un'indecisione fra 2 persone. Anche qui abbiamo visto la carta dell'ammalato, è un'altra carta di indecisione, una carta di non sapere bene cosa fare. Potrebbe anche indicare, ehm, visto anche il taglio, che probabilmente nello stesso periodo o giù di lì, una persona del passato può riaffacciarsi alla tua vita nella tua vita e comparirne un'altra, va bene? Di fatto sembra che venga chiuso questo balletto, quindi le varie indecisioni produrranno un qualcosa, una specie di scelta, e la scelta sembra andare per l'uomo più grande. Quindi Patrizia non so dirti chi sia dei 2, okay, ma ci sarà l'uomo più grande, l'uomo che ti farà sentire scelta. Allora, è possibile dunque che, insomma, qualcosa rispetto il tuo intendere le relazioni si muoverà entro l'anno. Allora, proseguiamo con Barbara che a cui chiedo appunto se sei presente. Ricordo comunque prego Patrizia, ricordo comunque che, se non riesco a rispondervi oggi, sono comunque disponibile ancora venerdì alle 21:15 e ricordo comunque che sono sempre disponibile per consulenze professionali private, quindi 20 € 45 minuti,
mi contattate, per prendere appuntamento, tramite WhatsApp. Ecco una cosa che vi voglio dire: se vi viene in mente di telefonarmi, e ci può anche stare, che non vi venga in mente di chiamarmi con numero privato di domenica, perché io, a prescindere che la domenica ritengo che tutti abbiano diritto di riposarsi, ma finché mi chiamate per prendere appuntamento sapendo che, in genere c'è un'attesa di 4, 5 giorni per parlare privatamente con me, quindi se già lo fate con questo approccio, benissimo, ben venga. Io son sempre contenta di darvi una mano, di darvi delle risposte, di ascoltarvi, ma mi raccomando non col numero privato, perché come vedete nel mio canale la mia faccia è qua. Cioè io ci metto la faccia, ci metto il nome, sono qua da anni, quindi chiedo che le persone siano serie con me nella stessa maniera. Se mi chiamate col numero privato per me non siete seri. Assolutamente, perché giustamente vuol dire che mi fate solo perdere tempo. Io non ho tempo da perdere, men che meno di domenica. Ma rispondiamo a Barbara, che ha detto di esserci. Barbara, 30 luglio 67. Avrò opportunità di lavoro? Grazie. Okay, vediamo subito per Barbara cosa ci dicono le sibille per il lavoro. Allora, Barbara e il lavoro. Beh, sicuramente lo desideri tanto, desideri sentirti utile, fare qualcosa, poi sei una persona che si dà volentieri da fare, che, probabilmente hai anche una predisposizione a svolgere più cose. È anche possibile che tu in passato abbia accumulato tutta una serie di esperienze lavorative, quindi, non ti spaventi di fronte al lavoro, ecco. Comunque c'è un grande desiderio, lo sogni, lo immagini. Vediamo un po'. Allora, ma senti, qui c'è una cosa curiosa perché leggerezza e viaggio sono carte che lasciano quasi pensare a un luogo lontano, a lavorare con le vacanze, i viaggi, i mezzi di trasporto. C'è un qualcosa, che appunto, che ha, in comune in queste 2 lame delle sibille e che probabilmente indicano anche il fatto che per lavoro ti sei spostata. Cioè ci sono delle indicazioni, come ti dicevo, e per un periodo hai amato tantissimo fare questo, o forse ti sei spostata per amore, comunque in questo momento proprio la situazione del lavoro ti desta tantissima preoccupazione. Tra l'altro la carta della nemica non è mai una carta molto positiva, ci potrebbe essere proprio qualcuno che ti ostacola in questo senso, o magari, stai rischiando una proposta per un lavoro che non sarebbe proprio il massimo per te. Quindi diciamo che è un po' una riga che chiaramente, sottolinea una preoccupazione. Forse vedi la carta dell'amante è comunque una proposta, qualcuno che ti propone, però tutto questo pensiero potrebbe indicare o che insomma, soffri o stai effettivamente giù di tono, giù di corda perché non arrivano queste proposte, oppure ti ha dato molto pensiero una proposta in particolare. Comunque in questo momento non si vede qualcosa di valido. Uhm Nelle carte del prossimo periodo, vecchia signora, vedovo, falsità, potrebbe comunque indicare un qualche ripiego temporaneo, ma anche, la vecchia signora spesso compare, quando le persone insomma hanno a che fare con una persona più grande, magari un lavoro di assistenza o potrebbe anche essere la madre che ti darà problemi, se la mamma è ancora in vita. Diciamo che, c'è un periodo un po' no,
va bene, ad aspettarti. Cioè in questo momento delle situazioni che non ti convincono o che ti preoccupano, oppure sei preoccupata proprio perché non sembrano arrivare proposte soddisfacenti a livello lavorativo. Anche nel prossimo futuro c'è comunque una forma di rimpianto, forse per una vecchia scelta, un vecchio posto di lavoro, ehm, insomma vedovo e falsità non è che proprio si fanno i salti di gioia, potrebbe esserci una situazione di profonda afflizione, che ti fa sentire proprio precaria, no, che ti fa sentire ehm, vabbè, non voglio, come dire, insistere in questo aspetto. È chiaro che nel prossimo periodo non vedo sviluppare grandi cose. Però cosa si vede? Arriva qui un'occasione anche piuttosto buona, o finalmente si sblocca un qualcosa, magari un colloquio che aspettavi, oppure, riprendi in mano gli studi o ancora un concorso. Io non so in che direzione ti stai guardando, non so verso cosa sei orientata, questo non lo hai scritto, magari ricordatevi, lo dico per le persone che ascoltano, ricordatevi di darlo anche un dettaglio di questo tipo. Sto cercando in questo settore, anche perché abbiamo visto insomma delle cose. Quindi potrebbe anche essere che decidi di riprendere in mano i libri, di studiare, di seguire un corso, di appunto occasioni di colloqui, comunque qualcosa c'è, però c'è ancora qualche dispiacere o se fai un concorso magari non lo superi subito, oppure puoi indicare che un colloquio in particolare non andrà come vorresti. Però lo so che qua non chiudiamo benissimo, ma in realtà l'esito è favorevole. Io ovviamente vi racconto tutto quello che vedo nello svilupparsi del racconto delle sibille stesse, quindi io le interpreto e loro raccontano un bel pezzo del vostro vissuto, dal passato al presente al futuro. Qui cosa ci dice nell'esito? Che arriva una persona, un gran signore, quindi potrebbe essere un datore di lavoro, ma attenzione, è un datore di lavoro con cui hai già lavorato, quindi verrai probabilmente richiamata da qualche parte. Oppure questa persona potrebbe darti una mano a ritornare appunto a seguire, accudire oppure a svolgere un lavoro che avevi già fatto. E comunque se non è proprio un ritorno su un posto di lavoro dove sei già stata, magari su un tipo di lavoro che hai già fatto. Comunque è un tornare, sui propri passi o su esperienze già vissute. Ovviamente questo sembra combaciare anche con i tuoi impegni personali. Insomma, mi sembra che comunque, anche se non sarà nell'immediato, perché al presente e nell'arco del prossimo mese e mezzo, massimo 2 mesi, ci sono appunto molte situazioni che insomma non sono proprio quello che desideri. Potrebbe essere qualcosa su cui ripieghi temporaneamente, tanto per supplire, no, a una situazione di bisogno o di precarietà, ma che sarà quello il sentimento che prevale. Quindi anche una forma di impotenza di fronte a queste circostanze, ma si va a sbloccare. Quindi non è subito, ma piano piano si attivano delle cose, partendo però proprio da questo, secondo me la svolta sarà nel momento in cui intraprendi altri colloqui o forse addirittura riprendi in mano i libri come ti ho detto. Bene. Allora io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato alla diretta, per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se venite da Facebook dovete autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri commenti, così che io veda, perché c'è per esempio, vi mostro questo saluto che ricambio, ma non so a chi lo sto ricambiando e questo è perché non è stato autorizzato StreamYard. Mi raccomando, se venite dal gruppo Facebook, autorizzate StreamYard a pubblicare i vostri commenti, così che non solo vi possa salutare, ma che se ponete la vostra domanda vi possa rispondere.
Bene, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che torno lunedì alle 21:15, il Marietto sarà in diretta mercoledì alle 18, perciò se non avete avuto una risposta da me potete avere un'opportunità anche col Marietto, ma se desiderate avere una risposta da me, vi ricordo venerdì alle 21:15. Fermo restando che per tutte le persone che vogliono poter porre più domande o avere un ambito più riservato per la propria privacy, o comunque perché veramente vogliono parlare con me o avere un consulto con me, sono ovviamente disponibile in privato, 20 € 45 minuti su appuntamento. Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti e buon proseguimento di settimana, di serata e a venerdì alle 21:15.